Riscoprire il Friuli di Pierpaolo Pasolini attraverso un itinerario a bordo di un treno a vapore. L'intellettuale vissuto e sepolto a Casarsa, profetico e antico al tempo stesso, poeta in una parola, avrebbe apprezzato questo viaggio che ieri, a bordo di una affascinante Centoporte, ha accompagnato turisti e corregionali in una serie di tappe lungo il paesaggio segnato dalla vita, dalle opere e dalle figure di Pasolini. Ricchi di appuntamenti i dintorni del treno di Pasolini, al centro studi, alla chiesetta di Santa Croce e al cimitero di Casarsa della Delizia, e il Centoporte a vapore a fare da filo conduttore. Partenza da Trieste Centrale e arrivo a Pordenone e ritorno, passando per Casarsa, Udine, Gorizia e Monfalcone. Nel teatro casarsese la proiezione del documentario Pasolini e il Friuli di Mario Rizzarelli, asciutto e ricco di testimonianze. Nel treno un'allegria quasi contagiata dalla freschezza dell'intellettuale, regista, scrittore e giornalista, dalla sua sperticata curiosità e sincerità, dal suo anticonformismo che di lustro in lustro, anziché appassirlo, lo hanno rigenerato. Il treno di Pasolini e la promessa di Regione con Trenitalia è un evento da ripetere. Quella di oggi è una grandissima iniziativa, dobbiamo ringraziare Trenitalia e dobbiamo ringraziare anche il centro studi di Casarsa della Delizia per Paolo Pasolini, proprio perché questa è stata un'occasione che ha molteplici aspetti. Da un lato uno splendido viaggio ai tempi del passato, quindi con una locomotiva a vapore, ma dall'altro la possibilità di essere accompagnati da persone assolutamente straordinarie nella riscoperta del mondo di Pasolini. Questo Centoporte a vapore è quasi coetaneo di Pasolini, 1920, per la verità di 2 anni più vecchio. Azionato dalla locomotiva 728-022 costruita in Austria, ha bisogno di 16.000 litri d'acqua e di 6 tonnellate di carbone. Gli servono 12 ore per entrare in temperatura e va a 50 km all'ora. Pierpaolo dava occhi per vedere e capire. Questo treno lento ieri ha mostrato la terra che è vicina al mondo e il paesaggio che ci scappa via. I viaggiatori l'hanno sentito. Molto l'anno scorso siamo riusciti a organizzare un treno da Udine verso Trieste in coincidenza con la Barcolana che ha visto moltissimi nostri cittadini essere presenti già dalle prime ore del mattino. Anche questa è stata un'esperienza, quella di oggi, assolutamente importante per imparare a conoscere il treno, per imparare a conoscere il treno storico, ma soprattutto per capire che il treno è un modo di viaggiare che ci fa stare insieme agli altri e che quindi ha un valore aggiunto assolutamente straordinario.